Bene, buonasera a tutti, benvenuti ai nostri numerosi relatori e chi ci ascolta attraverso la piattaforma Zoom e Facebook. Ringrazio innanzitutto il Comune di Verona che accoglie questo terzo evento di Ars Lab all'interno purtroppo di una piattaforma online per i noti motivi. Faremo una moderazione estremamente breve perché avremo tanti interventi, tutti molto interessanti, su un tema che negli ultimi giorni è diventato di grande attualità, sempre più, dicevamo anche ieri con Alessandro Derloni, sta diventando di attualità stringente. Il titolo che può aver, come dire, depistato un po' chi ci ascolta di questo webinar è Scuola per strada. Viene dopo un altro webinar, l'ultimo che avevamo organizzato, in cui si invertivano i termini e diceva strada per scuola e parlava di mobilità. Oggi invece parleremo specificamente di didattica e di come la didattica può uscire dalla scuola, può o deve uscire dalla scuola un po' costretta dall'emergenza pandemica, ma di come questo può influire sulla città e come la città può accogliere questa nuova didattica. Perché COCAI e Ars Lab si occupano di didattica? Qualcuno potrà chiedersi. Sono temi che sembrano lontani da quelli che sono propri di queste due entità, ma la risposta immediata l'abbiamo trovata in una frase che abbiamo scelto di Marco Rossidoria, che era sostanzialmente una constatazione nel dire che nulla di quello che riguarda la scuola può essere letto al di fuori del fatto che tutta la città ne è coinvolta. Questo è lampante proprio in questi giorni. Il primo tema che ci viene alla mente, ma che non è quello oggetto dell'intervento di oggi, è quello del trasporto scolastico. Vedete come il trasporto scolastico sta influenzando la nostra vita. È un tema che è venuto alla ribalta solo negli ultimi giorni, ma è da anni che si parla, ne parlavamo prima con l'assessore Zanotto anche, di problematiche relative al trasporto scolastico. Un paio di anni fa, proprio noi di COCAI avevamo lanciato un articolo provocatorio in cui il titolo diceva sostanzialmente: se per risolvere il problema in città la soluzione è facile, basta chiudere le scuole. Quindi abbiamo visto come, ma questo nasceva dalla constatazione, il tema era volutamente provocatorio, ma nasceva dalla constatazione che all'inizio di ogni estate il traffico cittadino cambiava completamente immagine e quindi l'invito da quell'articolo era proprio lavorare sui temi degli orari scolastici e del trasporto scolastico e anche del trasporto pubblico scolastico. Oggi invece ci troviamo ad affrontare un altro tema che è proprio quello prettamente della didattica, traendo spunto da una constatazione anche qui che l'edificio scolastico, che una volta sembrava accogliere e proteggere i nostri ragazzi, i nostri bambini, adesso è diventato un luogo di pericolo. E quindi nel momento in cui tutto il mondo parla di chiudere le scuole, tutta Italia parla di chiudere le scuole, e proprio in questi giorni vediamo mano a mano un procedere delle chiusure, anche se la volontà è quella di tenerle aperte il più possibile. Noi invece invertiamo i termini della questione, diciamo che le scuole si devono aprire e si devono aprire alla città. E uscire, quindi non chiudere ma aprire. E aprire come dire, a una didattica che esca nella città e che dalla città tragga quella, anche qui per usare delle parole di Rossidoria, quell'avventura all'educazione, insomma, dove si possa, come dire, trovare un luogo per i nostri ragazzi, per i nostri bambini, che non solo insegni, ma anche educhi
come dire, alla convivenza civile e alla conoscenza della propria città. Scusate se sono stato lungo su questi temi, ma volevo introdurre brevemente l'argomento. Chiedo invece adesso di intervenire all'assessore Segala, che ci racconta brevemente cos'è Ars Lab, qual è questa esperienza del Comune di Verona e come questo tema di oggi rientri appunto nell'orizzonte di questo osservatorio urbano. Buongiorno a tutti e grazie anche a Coccai e a Giovanni Castiglioni. Questo evento di oggi proprio fa capire quanto Ars Lab è un laboratorio che non è vocato soltanto ai temi urbanistici. È un luogo, in questo caso noi lo pensavamo fisico presso l'Arsenale, l'abbiamo dovuto far diventare invece un qualcosa di immateriale online, però è pur sempre un luogo dove i cittadini e le istituzioni si possono incontrare per parlare di città, perché parlare di città è parlare anche quindi di studenti, di ragazzi, così come gli altri temi che abbiamo già toccato, di mobilità, ma così come anche di musei, di cultura. L'urbanistica, abbiamo visto anche nel dossier Capitale della Cultura, vuole anche espandersi in altri temi legati alla città, perché pianificare la città vuol dire anche pensare alla vita delle persone. E i bambini sono stati fra le persone che più hanno subito questa lockdown pesante con la chiusura delle scuole, quindi effettivamente, così come abbiamo parlato di mobilità per andare a scuola, parlare di didattica, cioè concentrarsi anche su questa fascia che è quella anche più importante perché sono i futuri cittadini, quindi educarli a scuola è fondamentale. È giusto anche quindi parlarne oggi in questo seminario così partecipativo. E Ars Lab vuole essere questo. Infatti quando ne abbiamo parlato portandoli in giunta, in consiglio, abbiamo anche detto a tutti gli assessori e a tutti i consiglieri che questo deve essere un luogo di tutti in cui far conoscere le attività, ma anche ascoltare la città e quindi i cittadini con le loro proposte, con le problematiche. Mai avremmo pensato a temi così scottanti e anche una situazione così difficile, ma questo può diventare anche luogo per parlarne. Grazie. Grazie l'assessore Segala che probabilmente ha a cuore questo tema anche in quanto genitore e non solo amministratore, e do la parola a Luca Zanotto, vice sindaco del Comune di Verona, assessore a varie deleghe, tra cui appunto l'edilizia scolastica, ma anche i trasporti, e proprio su questo forse voleva anche oggi cogliere l'occasione per aggiornarci su alcuni temi. Prego, Assessore. Sì, grazie. Allora, non vi parlerò magari in maniera dettagliata di quello che sarà la modifica del piano dei trasporti del 2 novembre, perché già sui giornali abbiamo cominciato a comunicare quelle che saranno le modifiche degli orari dei bus, ma credo che il tema di oggi sia ovviamente un attimino diverso, visto che abbiamo già affrontato un po' la questione relativa alla mobilità, ai trasporti e soprattutto al trasporto urbano, visto che comunque è interessato quasi sostanzialmente negli orari di punta dagli studenti. La cosa che mi premeva innanzitutto dire era su un doppio binario, se vogliamo, un po' diverso rispetto alla questione relativa alla mobilità cittadina. Da una parte ringraziare quello che è il corpo degli insegnanti, i docenti, quelli che chiamo con l'etimologia passata i presidi delle scuole, piuttosto che la nuova figura dei mobility manager, a cui colgo l'occasione per fare un ringraziamento e fare una riflessione, perché credo che sia una figura nuova che mai come in questo periodo sia venuta in aiuto dei nostri studenti, dell'amministrazione e di tutti i cittadini, perché finalmente si è cominciato a parlare insieme di mobilità e di come affrontare la didattica anche attraverso una maniera diversa anche solo di andare a scuola. È chiaro che però, e qui ho aperto una parentesi dicendo, e ahimè dovendo toccare da un punto di vista positivo il ringraziamento che ho appena fatto, ma dall'altra parte non ringraziando chiaramente
chi in questi mesi purtroppo non ha aiutato tutti noi a fare bene questo tipo di mestiere dal punto di vista pianificatorio. Nel senso che purtroppo già da tempo avevamo quello che sarebbe successo nella ripresa scolastica, forse ahimè a livelli più alti bisognava essere più concreti nel prendere in esame quelle che erano delle considerazioni che noi tutti, anche con Mobility Manager, avevamo fatto, che era la ripresa della scuola variando quelli che erano gli orari di ingresso e trovando dei sistemi diversi per cominciare la didattica in maniera tale da non assembrare tutti nella maniera che oggi vediamo. Però mi rendo conto che il mondo della scuola sia complicato e difficile, per cui questo forse non è il momento giusto per cui affrontare questi temi, ma credo che una parte, quella dei ringraziamenti, sia assolutamente dovuta in virtù del fatto che abbiamo fatto comunque un bellissimo lavoro con loro per la ripresa scolastica. Apertura della scuola e occasione e opportunità, io li vedo forse oggi più dei termini che possono connotare quello che oggi stiamo vivendo come un periodo assolutamente legato alla pandemia e che crea per tante categorie notevole disagio, soprattutto per le categorie economiche. Dico che può trasformarsi in occasione, in opportunità, perché come ti dicevi tu Giovanni prima, tante delle riflessioni che abbiamo fatto anche pre-Covid sulla questione organizzativa della scuola possono diventare oggi un'occasione che, ahimè, dovuta, imposta da qualcosa di più alto di noi, ma che può a questo punto diventare l'occasione per sperimentare qualcosa di nuovo, coinvolgendo la città all'interno di quella che è la didattica della scuola. Sicuramente non è un percorso facile, sicuramente va costruito insieme, perché ovviamente oggi, lo dicevamo io e te Giovanni prima, ripercorrendo un po' la nostra storia di quando noi andavamo a scuola, il mondo è completamente cambiato e anche noi quando eravamo studenti vivevamo la città da studenti in maniera diversa. Oggi il mondo della scuola è chiuso all'interno degli edifici dove spesso anche i genitori scaricano quasi i ragazzi alle porte degli edifici perché li vedano entrare e poi sono chiusi in quel mondo fino a quando non li vado a prendere. Forse una volta vivevamo la scuola in maniera diversa. Io credo che sia giusto cominciare a parlare attraverso quella che può essere un'opportunità, un'occasione, appunto, mi ripeto, di quello che potrebbe essere una modalità di didattica diversa, da ripensare. Sicuramente io non sono un esperto in questo senso ed è giusto che venga fatto attraverso questo webinar un approfondimento in tal senso. Quello che possiamo fare come amministrazione noi è eventualmente trovare la strada, ovviamente di mobilità e traffico parlo, per creare anche l'occasione per poter sposare questo tipo di nuova modalità di far didattica, trovare le modalità giuste, trovare nella concretezza quelli che sono i percorsi più corretti per arrivarci. Io ho visto, guardate, e poi concludo, tanti ragazzi che hanno cominciato e hanno ricominciato ad andare a scuola attraverso l'uso, ad esempio, della bicicletta, della mobilità dolce, su cui abbiamo insistito tantissimo prima di iniziare le scuole. E ho visto quanto mai parcheggi delle scuole, spazi dei cortili delle scuole affollati di biciclette che prima non avevo mai visto così tanto. Quindi vuol dire che se ci impegniamo insieme, qualcosa anche nel mondo della scuola può cambiare. Cioè, chiaro che l'amministrazione deve fare la propria parte attraverso le infrastrutture, attraverso le modalità, attraverso gli investimenti, tanto lo può fare anche il mondo della scuola attraverso cambio di passo rispetto alle modalità della didattica. Lavoriamo insieme, se vogliamo ci possiamo provare. Grazie a tutti per questa occasione. Grazie Assessore. Non so se svelo una cosa che voleva tenere Giulio Saturni in serbo, ma a proposito di biciclette e scuole, bisogna anche, non è solo il comune, l'istituzione comunale ad adattarsi, ma sono anche alle scuole. Molte scuole, alcune scuole, non molte, non accolgono le biciclette all'interno dei cortili. Anche questo è un tema su cui lavorare, ecco, parlando di cambiamenti, perché bisogna favorire questa mobilità dolce, ma favorirla sia fuori che dentro la scuola, ecco. Invece cambiamo un po' argomento e passiamo dal tema mobilità al tema
vero di questo webinar, quello per cui abbiamo deciso di organizzarlo, che è proprio la didattica e di come la didattica deve cambiare, forse appunto dicevamo costretta da queste situazioni, ma come erano anni che la didattica necessitava di un cambiamento. E uno dei promotori di questo cambiamento è sicuramente Marco Rossidoria, è stato definito un maestro di strada perché ha lavorato per lungo tempo in quartieri molto problematici di Napoli, quartieri spagnoli, ha collaborato anche con le istituzioni, è stato sottosegretario del Ministero dell'Istruzione in 2 mandati, se non sbaglio, e quindi si è occupato anche di scrivere quali sono le linee di questa nuova didattica. Queste cose sono rimaste purtroppo, non lo so se sono troppo pessimista, ma per buona parte della scuola un po' lettera morta, la scuola fatica a cambiare e poi vedremo poi invece degli esempi anche qui a Verona che come dire, ci confermano che questo cambiamento è in atto, ma che è un cambiamento necessario e forse reso ancora più necessario, mi ripeto un'altra volta, da questa situazione generale che ci impone di vedere la città come luogo di una nuova didattica alternativa al solo edificio scolastico. Chiudo qui e do la parola a Marco Rossidoria, che spero ci illumini su questi argomenti. Buonasera a tutti, mi hanno fatto particolare piacere le parole del vice sindaco e dell'assessore, perché la città e l'istituzione ovunque in Italia, non solo a Verona, più prossima ai cittadini, e il fatto che vi sia una forte consapevolezza nella vostra città delle sfide che sono oggi in campo e che ci costringono a cambiare radicalmente paradigmi, modi di fare, modi di vedere, modi di discutere, modi di considerare le cose. E il fatto che un assessore e un vice sindaco stanno così sul pezzo, come si dice in gergo, mi pare un buon segnale in sé. Questa storia è più complicata di quanto sembra e io vorrei che noi fossimo tutti avvertiti di questa complessità. Io in poco tempo non riesco certamente a dire tutte le cose, nessuno di noi ci riesce. Avevo pensato di vedere questa cosa da 3 punti di vista. La prima è quella di insegnante, che io ho fatto per tanti anni della mia vita. Insegnante che ha lavorato prevalentemente a scuola, in classe, con le sue colleghe e i suoi colleghi. La seconda è dal punto di vista della città, come cittadino e in quota parte anche come amministratore, anche se pro tempore, anch'io ho fatto l'assessore. E il terzo dal punto di vista del contrasto delle disuguaglianze, delle povertà, perché adesso sono vicepresidente della impresa sociale con i bambini, però sono anni che mi occupo di questo. Perché la città non è uniforme, non è tutta uguale. Una cosa è parlare di persone che sono in situazione di maggiore protezione, e altra cosa è parlare di situazioni più difficili o per condizioni sociali o per condizioni personali, per bisogni educativi speciali. È molto diverso. Quindi noi, se parliamo di città, la polis, la città comprende tutti e se la vogliamo comunitaria dobbiamo avere un'attenzione egualitaria per tutti e anche essere disposti a una discriminazione positiva, come dice il comma 2 dell'articolo 3 della nostra Costituzione, e quindi anche in questa complessità essere propensi e capaci di dare di più a chi parte con meno, a chi sta in maggiore difficoltà. Vi darò delle cifre su questo, perché è importante capire la situazione di fragilità diffusa che il nostro sistema scolastico vive, perché milioni e milioni di bambine e bambini, adolescenti vivono. Allora, sul primo punto, ma le indicazioni nazionali per il curriculum è già
precedentemente, almeno 30, forse 40 anni di dibattito nazionale, ci dicono che la scuola si può fare dappertutto, si può fare fuori, si può fare inventando percorsi di qualunque disciplina e anche trasversali alle discipline, proprio per capire meglio le cose di cui i programmi, come si chiamavano una volta, le indicazioni, come si parlano adesso, ci parlano. Cioè, un bambino della scuola media, un ragazzo della scuola media, un bambino delle scuole primarie, per certi versi anche dei bambini della scuola d'infanzia, per certi versi sicuramente ancor più dei ragazzi delle superiori, possono cogliere nella città tutte le complessità delle discipline. Le nostre città poi sono straordinarie anche nel confronto internazionale. Le nostre città hanno non solo l'arte, ma la storia. Nelle città c'è la geografia, proprio ontologicamente, diciamo, geografos. Quindi nella nostra città quindi c'è la possibilità della misura, c'è la geometria, c'è il calcolo, c'è la matematica anche superiore, c'è la statistica, c'è la filosofia, come stanno insieme le persone, a quali condizioni, secondo quali principi, se vogliamo anche la religione. C'è ovviamente l'economia, c'è la sociologia, c'è l'etica, c'è la legge, quindi c'è il diritto, c'è la parola e quindi c'è l'italiano, ma anche la parola nelle altre lingue. Sta dappertutto. Basta fare un giro e pensare in questi termini. È possibile quindi organizzare da sempre progetti, prospettive e percorsi didattici in cui le discipline si parlano e in cui la città ridiventa la grande aula, o se volete la grande scuola, il posto da riscoprire insieme e anche da far propria, da adottare. C'è un grande movimento, tra pochi giorni si presenterà per l'ennesima volta al Quirinale al cospetto del Capo dello Stato, che si chiama Adotta un monumento. Anche a Verona ci sono tante scuole che negli ultimi lustri l'hanno fatto, che dà un senso di appartenenza e di identità, quindi c'è anche un tratto psicologico importante, riscoprire i propri luoghi, riscoprire di esserne profondamente parte e riscoprire la tela tra generazioni per cui i nuovi arrivati, bambini e ragazzi, riscoprendo la città, la fanno rivedere ai propri genitori, ai propri nonni, in alcune sue parti particolarmente importanti. Non parliamo di cosa si potrebbe fare, che si è anche già fatto a Verona da questo punto di vista, una città così piena d'arte, di storia, di conoscenza quasi in tutte le strade, ma anche le parti periferiche, moderne delle città sono piene di cose che rimandano alla conoscenza. Ed è ancora più importante dire queste cose oggi. Guardate, 1.650.000.000 di bambini e ragazzi hanno smesso di andare fisicamente nelle loro scuole durante questo Covid in tutto il mondo. E nel farlo però hanno riscoperto che le discipline si parlano, sono stati alla radio, alla televisione, sui nuovi media, a cercare di capire cosa stesse succedendo, un'esperienza così straordinaria che non hanno vissuto né i loro genitori né i nonni. Bisogna scomodare i bisnonni per trovare una generazione che ha fatto un'esperienza sia emotivamente che cognitivamente così profonda, radicale, importante, nuova come questa. Sarà una generazione che imparerà in futuro forse più delle generazioni precedenti. Sta vivendo spaesamento e anche gravi difficoltà, ma sta vivendo anche grandi opportunità di conoscenza. Pensate cosa sono state le televisioni in tutto il mondo, piene di statistica, piene di materie che si parlavano, l'economia, la salute, la biologia, eccetera, eccetera, tutto insieme. Ed era evidente che i problemi della complessità del vivere sul pianeta oggi non può che fare per risolverli una continua azione per mettere insieme le conoscenze nelle diverse discipline. Quindi eccolo là, il grande libro
delle nostre città che lì come una risorsa disponibile. Si può stare sempre fuori, ma questo è un problema importante, certo è un problema tecnico, sarebbe secondario, ma non lo è. Perché non lo è? Perché bisogna pur ritornare poi a rielaborare in un posto più raccolto, più attento e anche online, ma non prevalentemente solo online, le cose per cui si può andare in giro ad esplorare. Ossia esiste un modello, esplorazione esterna, ritorno nel luogo di maggiore concentrazione per rielaborare e per andare ancora più in profondità nella ricerca attraverso i dati che sono disponibili nella rete per poter fare gli approfondimenti capovolgendo la classe e si può fare da casa e poi riportare i risultati a scuola magari in piccoli gruppi. Questo cosa prevede? Prevede un grande sconvolgimento organizzativo, un enorme, radicale, potentissimo sconvolgimento organizzativo. Possiamo chiedere d'amblè a tutti di fare questo? Ovviamente non è realistico e nessuno di noi che ha fatto scuola pensa che si possa fare una cosa del genere. Quello però che possiamo pensare è che la città ridiventi educante, che si possa parlare di questa cosa, che si possano fare delle piccole prove di questa cosa e vedere quanto funzionano, che cioè si possa mettere in discussione anche con gradualità, con accortenza, con attenzione, non in maniera estremista, i nostri paradigmi precedenti. Ecco, in tutta Italia chi sta facendo queste microprove sta trovando grande sviluppo, diciamo, alle potenzialità di apprendimento, perché i ragazzi stessi già le hanno fatte queste prove. Pensate ai venerdì precedenti al lockdown, i venerdì detti di Greta. Là non erano le solite stantie manifestazioni di protesta delle prime settimane di scuola. Là c'è stato qualcosa di diverso dai decenni precedenti. Là una generazione si è interrogata sul futuro della biosfera e del pianeta, entrata in campo studiando mentre andava in piazza, ha posto quesiti non stanti slogan per le strade. Quindi c'erano le premesse, una generazione che si era mossa prima del lockdown, prima della pandemia, nella direzione che stiamo indicando, che stiamo esplorando, dicendo. Dunque, diciamo che ci si può muovere perché già allora tanti insegnanti hanno lavorato in termini di ricerca lungo questa strada e poi hanno visto dei buoni risultati. Dunque io non mi aspetto che le scuole possano essere abbandonate d'amblè, punto in bianco, gli edifici considerati una specie di archeologia del passato e andare in giro per la città a fare scuola anarchicamente. Ma aspetto però che questa occasione venga colta e che si possa tornare anche a gruppi a scuola, diciamo, secondo le linee di sicurezza che sono ovviamente fortemente indispensabili e diciamo però fare dei passi in questa direzione. E questo è il punto di vista, diciamo, che alcune avanguardie portano avanti da tempo e che però durante il lockdown e anche durante quest'estate, ci tengo a dirlo, sono state esplorate. In particolare sono state esplorate con un'alleanza tripartita importante tra la città, appunto, il terzo settore, l'associazionismo, il civismo sociale ed educativo e gli insegnanti della scuola. Questa è una cosa che io penso quindi si possa e si debba fare. La seconda questione è cosa può fare la città per favorire questo. Si può pensare come, vi sarò più breve, città educativa o educante. C'è un movimento internazionale da vari decenni che si muove in questo senso. Ci sono le città per i bambini e i ragazzi, le città educative, hanno una loro rete mondiale, perché ci possono essere dei luoghi speciali di apprendimento in città e si possono creare maggiori occasioni ed apertura nei luoghi che sono già di per sé didattici, come i musei, come i monumenti, come le sezioni didattiche delle varie parti della città che già esistono per fortuna
le biblioteche comunali, eccetera, 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 nei luoghi di scoperta scientifica, ma perché non aprire alle imprese, ai luoghi dell'artigianato, ai luoghi dell'incontro informale, all'incontro con persone che ne sanno di qualcosa. Chiunque ne sa di qualcosa e la sappia dire alle nuove generazioni è in una città educativa una risorsa. Ecco, questo mi pare un secondo indirizzo su cui per fortuna molti si muovono nel nord, nel centro, nel sud del nostro paese, ma che sicuramente anche a Verona esiste e che può essere sviluppato. Quindi la città educante come possibilità non di chiudere i muri delle scuole e rendere completamente fluido il movimento tra scuola e città, ma rendere le opportunità in città tali per cui è utile per la scuola e anche per i suoi obiettivi di apprendimento uscire più spesso dalla scuola, per andare in luoghi della città, incontrare persone anche semplici della città che possono raccontare il proprio sapere, la propria esperienza, la propria vita. Terzo, e qua vengo alla questione gravosa delle disuguaglianze, ma siamo un paese un po' strano, per non dire assurdo. Siamo un paese sostanzialmente ricco, se si guarda il paragone internazionale, abbiamo dei grandi debiti, abbiamo i nostri gravi problemi, lo sappiamo, ma siamo anche un paese ricco. Facciamo però pochi figli, più o meno ve ne sono 9 milioni e mezzo, di questi, attenzione, 3 milioni e mezzo sono poveri, un terzo, 3 milioni e mezzo, di cui 1.300.000 sono in povertà assoluta. Concretamente vuol dire che in una famiglia di 4 persone entrano 820-830 euro al mese. Dunque, poi in povertà relativa entrano 1.200, circa 1.300, e là sono 2 milioni e 3. E i dati purtroppo durante questa pandemia ci dicono che stanno cadendo in quest'ultima categoria quelli che erano appena sopra questa categoria, quindi stanno aumentando, stiamo andando verso i 4 milioni e forse oltre, e di questa categoria stanno cadendo in quella più grave molte persone, secondo Save the Children quasi 800.000, è un'enormità. Le periferie del centro e del nord, anche a Verona e soprattutto il mezzogiorno, dove c'è un terzo dei bambini di tutta Italia, ma 2/3 dei bambini poveri di tutta Italia, 2/3, pensate, c'è un divario territoriale pauroso. Dunque, questo terzo, a cui si devono aggiungere i 280.000 bambini che hanno disabilità o bisogni educativi speciali, nei quali ci sono, ma in parte ci sono, in parte non ci sono, gli 800.000 bambini che in famiglia parlano un'altra lingua e che quando ci sono difficoltà dovuti alla didattica a distanza è spesso più difficile contattare. E poi bisogna contare anche le zone del digital divide dovute a mancate connessioni, tutto l'arco appenninico, tutto l'arco alpino, non c'è rete, anche se ci fossero i contratti e i device, non c'è rete, non funziona la rete. Ecco, allora noi abbiamo tutti questi elementi di esclusione dal sapere, di esclusione e di povertà educativa a vari livelli che dobbiamo affrontare. Allora nelle città, attenzione a fare di tutta l'erba un fascio, bisogna dare di più a quei ragazzini che vivono in pochi metri quadri, con pochi device, in 4 in una casa. Bisogna dare speciale attenzione ai bambini e ai ragazzi con handicap e disabilità. Bisogna avere un'attenzione in più a quelle case dove la mamma non sa la lingua italiana e bisogna metterla in collegamento. Allora l'abbiamo fatto in tutta parte, la scuola ha fatto tantissimo durante il lockdown, le donne insegnanti e le donne mamme a casa hanno fatto una vera alleanza di riscatto e riconoscimento reciproco, anche dopo anni diciamo, di conflitti tra scuola e casa, è stato un segnale importante, e però adesso bisogna anche andare oltre e capire che la questione delle disuguaglianze è importante, bisogna dare risorse per la scuola al tempo pieno, per attività di recupero e sostegno, per attività di attenzione alle fasce deboli dei minori in Italia, i bambini e i ragazzi da 0 a 18 anni, e che per fare questo, e concludo, bisogna fare una scelta politica che non è solo di una città come Verona o le altre città,
è nazionale. Noi siamo un paese che ha tagliato i fondi sull'istruzione. Il rapporto tra PIL e istruzione in Italia è il 3,4%. La media dell'Europa, dei nostri partner europei, è al 4,5%. È un punto di PIL, è una roba immensa. Noi con i recovery fund, almeno il 15% dei recovery fund per riportare almeno nella media europea l'Italia è fondamentale, altrimenti quei 3 milioni e mezzo, 4 milioni di ragazzi non li raggiungiamo e non facciamo diventare più complessivamente le nostre città capaci di promuovere sapere e competenza insieme alle scuole. Questo mi pare che sia il discorso fondamentale. Non lo dico solo come vicepresidente dell'impresa sociale con i bambini che si occupa di povertà educativa, ma proprio come cittadino della Repubblica. Grazie. Grazie a Marco Rossidoria per questo bellissimo intervento che ha toccato dei punti molto delicati, molto importanti e ci ha riportato anche un po' alla concretezza. È un webinar di immaginazione civica, ma lui ha tenuto a, come dire, ad essere prudente su questa apertura, su questa possibilità che tutte le scuole escano nella città e invadano appunto gli spazi cittadini. E ha riportato tutto in un alveo un po' più concreto. E sottolineando anche il tema importantissimo delle disuguaglianze, un tema che appunto sempre questa pandemia ha in qualche modo enfatizzato. I problemi da lui tratteggiati sono sotto gli occhi di tutti i genitori che vedono compagni dei propri figli in difficoltà. E anche infine il tema dei fondi, dell'investimento, come questa carenza cronica dei fondi della scuola italiana, sempre la cenerentola, diciamo, dei bilanci nazionali, è un tema che ci portiamo avanti da decenni, insomma, ed è in questo momento appunto di immissione di nuovi fondi, di possibilità di avere dei fondi straordinari che proprio la scuola dovrebbe essere oggetto principale di questi fondi, perché come vediamo è sempre un tema, è sempre alla ribalta, diciamo così, delle esistenze di tutti i cittadini, non solo quelli coinvolti direttamente nella scuola. Proprio da questi temi, anche quello delle disuguaglianze, della fragilità, passiamo a un tema che in omaggio un po' all'approccio pluridisciplinare che bisogna avere verso la città, è un tema che sembra un po' lontano rispetto a quello della didattica e appunto della didattica diffusa, quello della sicurezza, che è stato, come dire, un argomento che anche da noi genitori, non solo dalle istituzioni, è stato utilizzato come dire, come motivazione principale per chiudere la scuola all'interno delle proprie mura, ma anche chiudere, come abbiamo detto nella presentazione di questo evento, i bambini all'interno delle case. Questa chiusura poi l'abbiamo vissuta anche nel lockdown, una chiusura forzata in cui appunto anche questa costrizione all'interno delle case ha messo in luce anche qui quelle disuguaglianze di cui parlava Marco Rossidoria. Una cosa è vivere in una villa in collina col giardino ed essere chiusi in un contesto del genere, una cosa è vivere in un bilocale in periferia con magari tanti fratelli e tanti parenti tutti nella stessa casa. Appunto, proprio rispetto a queste fragilità, a questi problemi e anche ai temi appunto della sicurezza, su questi temi vorrei dare la parola a Virginia Manfroni, che ci parlerà un po' anche dei termini, dei profili giuridici in termini di responsabilità civile della custodia dei minori. Come sappiamo anche nell'ultimo DPCM c'è stato un aggiustamento dell'ultimo secondo. Nella prima versione sembravano essere escluse tutte le uscite didattiche, c'era una formula che diceva, mi pare,
comunque esse denominate, che sembrava tagliare le gambe alla didattica diffusa per sempre. Poi nel giro di poche ore c'è stata una correzione e si è chiarito che invece l'attività didattica poteva svolgersi anche all'esterno. Sono sempre quindi i temi della sicurezza che ritornano, sicurezza sanitaria ma anche sicurezza in senso lato, e su questi aspetti volevo appunto dare la parola a Virginia Manfroni, che è giudice presso il Tribunale di Verona e che affronterà per noi appunto queste tematiche. Mi sentite? Sì. Okay. Buonasera a tutti, sono giudice presso il Tribunale di Verona, sono anche mamma di 3 bambini. Oggi vorrei dare il mio contributo in questo incontro così bello, così interessante, così concreto, però al tempo stesso che ha una visione anche diversa delle cose rispetto a come sono attualmente, quindi dà proprio delle idee per cambiare e per adeguare quella che è la realtà attuale sicuramente alla pandemia e quindi alle esigenze di sicurezza della portata della pandemia, ma anche proprio a quelli che forse sono i bisogni, no, dei bambini di essere calati nella realtà in cui vivono, quindi la città che abitano, di conoscerla prima di tutto e di scoprire anche al di là del lato così che si vede a prima vista, quella che è la storia e tutte le varie, come diceva in maniera veramente efficace appunto il dottor Doria, quelli che possono essere vari collegamenti con tutte le varie discipline che loro appunto si apprestano a conoscere e imparare. Il mio contributo ovviamente è un contributo un po' tecnico, perché appunto mi occupo di questo, però direi che forse costituisce un po' anche il presupposto, un po' può dare un contributo importante per arrivare a questi obiettivi, no? Di portare i bambini all'esterno delle scuole per farli un po' impadronire della città e cogliere gli spunti che la città può offrire. Questo un po' lo spiegherò un po' alla fine, ma insomma cercherò di fare riferimenti di volta in volta. Intanto ovviamente il tema che c'è sullo sfondo è quello della custodia, no? La custodia è un concetto relazionale che implica una relazione fra 2 persone. Nel caso dei minori implica, direi, una doppia relazione, quindi una relazione fra il genitore che affida il proprio figlio all'insegnante, all'educatore in senso lato, poi spiegheremo un po' i vari profili, le varie figure che possono poi concretamente operare, e poi una relazione fra l'educatore, in questo senso, e il minore. La prima relazione proprio direi che si sostanzia un po' in un trasferimento di responsabilità dal genitore all'educatore, un po' come diceva prima l'assessore, che insomma i genitori scaricano i bambini a scuola e poi dopo insomma pensando appunto di dando, no, nelle capacità protettive dell'istituzione scolastica. E quindi ha questa finalità, quella di tutelare l'incolumità dei propri figli, ma anche quella di fare in modo che i propri figli non causino danno ad altri, quindi c'è una doppia accezione, sia di tutela del bambino, ma sia di tutela degli altri rispetto alla possibilità, insomma, all'azione del singolo bambino. La seconda relazione, che è un po' il presupposto della prima, chiaramente intanto può avvenire questo affidamento in quanto il bambino sia posto nella sfera, diciamo, di sorveglianza e quindi abbia una relazione fisica di custodia con l'educatore. E direi che questa seconda relazione, quindi quella fra educatore e bambino, diciamo, va a determinare anche i limiti temporali e spaziali, e su questo limite spaziale può incidere questa didattica un po' diffusa per le strade e per le vie, quindi i limiti temporali e spaziali dell'obbligazione di sorveglianza, quindi di protezione che assume l'educatore. Perché è chiaro che l'educatore risponde eventualmente della incolumità del bambino o degli eventuali danni che possa recare il bambino, il ragazzo, a terzi soltanto nel periodo in cui svolge la sua prestazione educativa, ovviamente, a differenza del genitore, poi lo vedremo. Per quanto riguarda il primo aspetto, quindi questo affidare da parte dei genitori i propri figli agli educatori, chiaramente possiamo ben immaginare che con l'accoglimento e la domanda di iscrizione a scuola nasce questo obbligo giuridico di protezione, no? In capo alle varie figure che operano nel mondo scolastico.
E quindi con l'ammissione dell'allieva a scuola nascono questi obblighi di protezione, che si coniugano diversamente in relazione alle varie figure, come dicevo, che operano nel contesto scolastico. In linea generale possiamo dire che un obbligo di vigilare sull'incolumità dell'allievo, quindi del bambino, del ragazzo, nel tempo in cui dura la prestazione scolastica e nel luogo in cui si svolge la prestazione scolastica, e quindi qui forse ci colleghiamo di più all'oggetto di questo seminario. Dal punto di vista giuridico una responsabilità contrattuale, poi vi dirò cosa vuol dire, quindi per quanto riguarda l'onere della prova. Comunque, vi dicevo, sono diversi gli operatori che operano in questo mondo, quindi da un lato c'è il dirigente scolastico, che adesso non vi risparmio i riferimenti normativi perché immagino che più di tanto non interessino. Comunque il dirigente scolastico ha un obbligo, sicuramente il suo obbligo di tutela e di protezione, obbligo giuridico di protezione, si coniuga in un dovere di andare a organizzare la scuola, e quindi i vari anche operatori che operano all'interno, che si muovono all'interno del contesto scolastico, in modo da garantire la sicurezza e l'incolumità degli alunni, quindi dei minori. E quindi lui risponde nei limiti in cui appunto eventualmente non dovesse adempiere o dovesse far male, eseguire male questi obblighi organizzativi e di controllo rispetto anche all'operato altrui. Per quanto riguarda invece gli educatori, intesi proprio come insegnanti, sono sicuramente le persone che sono più a contatto fisico, diciamo, proprio con i minori, e quindi diciamo, la loro è una vera e propria obbligazione di vigilanza e anche di accoglienza. Anche per questo motivo proprio nel contratto collettivo nazionale è previsto che debbano essere a scuola 5 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni. E poi c'è anche il personale ATA, quindi le varie figure che possono essere incardinate in questa categoria, e anche qui hanno un dovere di accoglienza e di sorveglianza che si esplica essenzialmente nel tempo immediatamente precedente l'inizio delle lezioni e immediatamente successivo alla fine, nonché durante la fase della ricreazione e della mensa. Per quanto riguarda, dirò subito, insomma, anche un po' per tranquillizzare, anche perché non vorrei fare insomma, parlare di temi eccessivamente pesanti, che comunque chiaramente in materia di pubblico impiego è prevista in ogni caso una responsabilità indiretta degli insegnanti e degli operatori, perché il primo chiamato in causa è il Ministero, quindi che poi deciderà di rivalersi o meno nei confronti degli insegnanti nei soli casi di dolo e colpa grave. E qui c'è tutta la normativa e le varie ipotesi, ci sono sezioni unite della Cassazione in materia ormai pacifico. Per quanto riguarda appunto la seconda relazione, quella fra educatore e bambino, come dicevo prima, va a delineare quelli che sono i limiti temporali e spaziali di questo obbligo di vigilanza e di sorveglianza di cui ho parlato prima, e di protezione di cui ho parlato prima. In alcuni casi è proprio espressamente previsto proprio dal contratto collettivo nazionale per quanto riguarda gli educatori 5 minuti prima dell'orario dell'inizio delle lezioni, ma diciamo che in realtà il principio base che è statuito proprio dalla giurisprudenza è che questo obbligo di vigilanza permane, di protezione permane per tutto il tempo in cui si esplica la prestazione scolastica, e può anche andare oltre. Può anche andare oltre questo tempo se è previsto così anche nei regolamenti di istituto. Da questo punto di vista ho visto c'è un grandissimo rilievo nei regolamenti di istituto, perché in alcuni casi i regolamenti di istituto prevedono proprio, vanno a disciplinare anche in capo agli educatori, comunque al personale scolastico, un obbligo di andare a verificare anche che una volta finite le lezioni, gli alunni, anche in caso di ritardo dei mezzi di trasporto, addetti poi al trasferimento degli stessi, quindi in caso di pulmini scolastici e quant'altro, possano accedere in sicurezza a questi mezzi scolastici. È successo un caso esaminato anche dalla Cassazione, in cui appunto c'era dal regolamento di istituto questa previsto espressamente a carico degli operatori scolastici questo ulteriore incombente, per cui nel caso di danno verificatosi all'alunno nel momento in cui saliva sull'autobus, quindi una volta che erano finite le lezioni, quindi diciamo fuori dall'orario scolastico, però si è ritenuta sussistente la responsabilità del Ministero. Per quanto riguarda i luoghi sono quelli appunto normalmente la giurisprudenza che appunto si occupa dei luoghi e quindi dell'istituto scolastico o degli spazi immediatamente, diciamo, gli spazi antistanti, immediatamente antistanti all'edificio scolastico, ovviamente in un periodo di tempo legato allo svolgimento della prestazione scolastica.
Per quanto quindi questo dal punto di vista dei luoghi. Ovviamente nel caso in cui vengono appunto organizzate gite scolastiche o appunto vari percorsi educativi all'esterno della scuola, chiaramente durante l'orario scolastico, chiaramente o comunque in adempimento di programmi scolastici, ricadono, a prescindere dal fatto che sia al di fuori della scuola, questo obbligo di protezione sussiste chiaramente anche in questi posti che sono altri rispetto alla scuola. Però dobbiamo dire che questo obbligo di protezione, la giurisprudenza su questo è pacifica, che l'intensità di questo obbligo è inversamente proporzionale rispetto all'età del ragazzo, del bambino, per cui ovviamente sarà maggiormente intenso nel caso di appunto bambini delle scuole, asili nidi, scuole dell'infanzia, anche scuole elementari, ma mano a mano, diciamo, l'avvicinarsi a quello che è un po' statuito in base della disciplina penale dei 14 anni, che è un po' segnato un po' come la linea a partire dal quale si presume una capacità di intendere e di volere del ragazzo, pur diciamo incapace giuridicamente perché la capacità di agire si acquista al 18° anno di età, però mano a mano che dai 14 anni ci muoviamo ai 18 anni, ci avviciniamo ai 18 anni, chiaramente questo obbligo di protezione in capo all'educatore va a diminuire per quanto riguarda la sua intensità, perché si presume una capacità d'agire, di determinarsi da parte del ragazzo. Da questo punto di vista vanno considerate chiaramente le circostanze del caso concreto, quindi l'età del ragazzo, le sue caratteristiche, quindi se chiaramente non ci devono essere patologie o problemi particolari dal punto di vista cognitivo, e va considerato anche il tipo di attività che è stata svolta, per cui ad esempio per i ragazzi appunto di una certa età, dai 14 anni in poi, non è che ci deve essere una sorveglianza costante da parte dell'insegnante, soprattutto se si tratta di attività diciamo ecco, non particolarmente pericolose che sono parametrate a livello di maturazione raggiunto dai ragazzi in quell'età, che si presume che abbiano i ragazzi in quell'età. Da questo punto di vista si può inserire il tema delle liberatorie per l'uscita autonoma da scuola dei minorenni. Diciamo che in questo caso è stato previsto proprio per legge, con la legge del 2017, la 172, l'articolo 19 bis, che i ragazzi dai 14 anni in su possono, in questi casi, i genitori di questi ragazzi possono diciamo, compilare un modulo con cui si libera, si esonera da responsabilità l'istituto scolastico e quindi i vari operatori che appunto lavorano all'interno della scuola, per far uscire autonomamente da scuola i ragazzi. Devono anche dire appunto che questi ragazzi fanno parte, hanno intrapreso un progetto di progressiva diciamo, responsabilizzazione che prevede anche, compatibile con il livello di maturazione raggiunto, che prevede l'uscita autonoma da scuola. E quindi questo è previsto per legge dai 14 anni in su. È stata poi, diciamo, si è inserita in questo filone, diciamo, una nota, la 2379 del 12 dicembre del 2017, che prevede anche la possibilità per i minori inferiori ai 14 anni di avere questa, anche per i genitori minori inferiori ai 14 anni, di fare questa liberatoria anche per l'uscita autonoma da scuola. E in questi, chiaramente si tratta di una liberatoria che vale solo per l'anno in corso e in cui viene rilasciata e suscettibile di essere revocata in qualsiasi momento e che quindi deve essere fatta di volta in volta, rinnovata per i vari anni scolastici. In realtà però questa liberatoria, per quanto riguarda questa nota del 12 dicembre 2017, riguarda soltanto i ragazzi inferiori ai 14 anni che però frequentino in realtà le scuole medie o i primi anni delle scuole superiori, per cui elementari in realtà questo non è stato previsto da questo tipo di normativa. Come vi dicevo, l'onere della prova, questa è una responsabilità contrattuale, quindi in realtà basta che in caso di eventuale danno appunto del bambino che si sia verificato durante l'orario scolastico e durante il tempo in cui vige questa obbligazione, questo obbligo di protezione, e basta che provare che appunto si sia verificato il danno e si sia verificato durante il tempo in cui era affidato all'insegnante. Poi spetterà all'educatore, in questo caso al Ministero, insomma, tramite insomma, che appunto, come vi dicevo, è l'unico legittimato passivo per questo tipo di azione di responsabilità, dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare quindi l'assenza di colpa e l'assenza dei vari profili. Per quanto riguarda la seconda accezione, quindi l'eventualità che invece il minore durante l'orario scolastico cagioni danno ad altri, ecco, in questi casi qui abbiamo che ci sono due soggetti sullo sfondo, cioè il fatto che il minore provochi danno ad altri durante l'orario scolastico,
In questo caso chiaramente c'è eventualmente la responsabilità dell'educatore che aveva la sorveglianza, come dicevo, l'obbligo di protezione rispetto al minore ad ampio giro, quindi inteso anche come, non solo come soggetto passivo del danno, ma anche soggetto attivo, ma anche una responsabilità del genitore, come si dice, si parla di colpa in educando, no? Per quanto riguarda il genitore. Le norme di riferimento sono due, adesso però io non vorrei entrare proprio nello specifico delle norme, vi dico che c'è una differenza se c'è questa capacità, diciamo, si presume questa capacità di agire come nell'accezione che vi dicevo prima, quindi dai 14 anni, le capacità intendere di volere dai 14 anni in su, oppure no, e quindi chiaramente se non c'è la norma di riferimento del 2047 del codice civile e risponde l'insegnante, in realtà per la dottrina risponde solo l'educatore. Per quanto riguarda invece se c'è la capacità di intendere di volere, in questo caso la norma del 2048 risponde invece il genitore. Nella prassi, in realtà la giurisprudenza ritiene che c'è una responsabilità solidale di entrambi, in entrambi i casi, quindi a prescindere dalla capacità di agire o meno. Quello che appunto a rilievo è che si tratta di responsabilità molto diciamo legate, questa colpa ad esempio in educando, in vigilando, sono responsabilità che voi capite che è molto difficile andare, c'è una inversione dell'onere della prova, quindi il genitore o l'insegnante o l'educatore che deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per educare il ragazzo, per diciamo, controllarlo, quindi è una prova molto difficile, si parla addirittura ormai di responsabilità oggettiva da questo punto di vista. E anche qui lo stesso discorso di prima, si viene a attenuare questo obbligo e l'intensità di questo obbligo anche a livello probatorio man mano che il ragazzo si avvicina a raggiungere la maggiore età, perché chiaramente in questi casi c'è una diversa autonomia, diversa capacità di determinarsi appunto nello spazio. E qui mi vorrei un po' collegare proprio nella maniera più specifica con l'oggetto diciamo, con l'oggetto di questo seminario, perché appunto, come vi dicevo, ho cercato di dirvi, accennarvi, perché mi rendo conto che non essendo, diciamo, voi giustamente, diciamo, proprio giuristi nel senso stretto, quindi può essere pesante questo tema, però visto che è così, visto che è questo il quadro della giurisprudenza e della dottrina in materia, con queste prove liberatorie pesanti, questa inversione dell'onere probatorio che si arriva quasi alla responsabilità oggettiva, no? Quindi degli educatori e degli insegnanti. Paradossalmente, questa è un po' l'idea che mi sono fatta sia come giudice della famiglia ma anche come giudice civile, che quindi mi occupo anche di cause di responsabilità civile e di risarcimento danni. Io direi che più appunto si dà, gli unici diciamo, rimedi effettivi che si hanno sono quelli quindi dell'educazione e della fiducia. Fiducia, intesa fiducia nel bambino, nel ragazzo. Entrambi questi rimedi preventivi, diciamo, devono essere allenati, cioè messi alla prova, perché altrimenti sperimentati, perché altrimenti chiaramente, come anche i muscoli del corpo, non si fortificano. Cioè il bambino che è chiuso in casa, il bambino che viene estremamente tutelato, protetto, a cui non viene mai, diciamo, sottoposta la possibilità di sperimentare le proprie capacità, no? Fattivamente, anche se vogliamo rischiando, chiaramente rischi adeguati, insomma, alla sua tutela fisica, insomma, ma diciamo questo bambino chiaramente non capirà, non potrà avere la consapevolezza del pericolo, del rischio, e quindi è un bambino che a mio parere è un bambino pericoloso, è un pericoloso per te e per gli altri perché non ha contezza in realtà delle possibili conseguenze dannose delle sue azioni o di quello che può succedere. E poi sarà un bambino che sicuramente diciamo, avrà voglia di libertà, avrà voglia di evadere, avrà voglia di fare qualcosa anche che è stato sempre inibito proprio perché non ha avuto spazi diciamo, operativi in cui sperimentare. Perché solo sperimentando potrà avere poi contezza delle cautele da adottare per evitare il verificarsi di danni e degli accorgimenti da utilizzare. Da questo punto di vista direi che diciamo, ha un'efficacia deterrente molto diversa quella di dirlo semplicemente, quindi enunciare, enumerare i vari pericoli che possono esserci dall'alto, quindi da parte dell'educatore o del genitore, rispetto a quelli di sperimentarli in prima persona. Adesso mi viene un esempio un po', scusate, non è molto attinente, ma ad esempio il bambino che appunto sta togliendo il pannolino, un conto dirgli quando devi andare in bagno vai in bagno, se no si fa la pipì addosso, un conto è se poi si fa la pipì addosso e sente insomma il bagnato addosso, quindi chiaramente avrà un'interiorizzazione molto diversa nei due casi. Quindi il fatto di fare invece uscire i bambini, di farli i ragazzi, di dargli responsabilità, di affidarsi un po' anche alle loro capacità,
ovviamente nell'ambito di perimetri insomma, controllati, insomma, non è che devono andare allo sbaraglio, insomma, ma all'interno di un percorso educativo effettivo e saggiato sulla base delle loro possibilità e sulle capacità del momento del bambino, perché chiaramente queste sono suscettibili di cambiare nel corso del tempo. Questo per me, a mio parere, insomma, parlo un po' appunto in base a quello che vedo in tribunale, ma parlo anche insomma come mamma, diciamo, è l'unico modo che abbiamo noi come genitori e voi anzi come educatori per far sì che il bambino diventi responsabile, no? Per la responsabilità è l'altra faccia del potere. Se uno non ha potere, non ha responsabilità e quindi è irresponsabile e per sua natura pericoloso. E in questo senso direi che... Scusa Virginia, ti chiedo di andare verso la conclusione. Sì, ho finito, sto proprio Grazie. chiudendo. In questo senso direi che appunto questo progetto invece di portarli per le strade, anche quindi dargli più responsabilità, perché ovviamente un conto all'interno di quattro mura, un conto portarli in giro, chiaramente direi che va in questa direzione, nel senso di deve essere un qualcosa che deve succedere anche a casa, quindi deve essere in una linea di continuità con quello che accade a casa, però può dare più sicurezza paradossalmente al genitore, all'educatore in merito al comportamento, al modo di porsi del bambino e del ragazzo. Grazie. Grazie Virginia Manfroni che ci ha come dire, introdotto verso questi argomenti che magari sono un po' ostici, ma per noi genitori coinvolti in qualche modo nelle istituzioni scolastiche e penso anche e soprattutto per i dirigenti e gli educatori sono stati particolarmente interessanti, anche con dei profili di novità. Diciamo, interessantissimo il fatto che appunto l'unico strumento sia proprio quello di allenare i ragazzi, i bambini all'autonomia, perché solo attraverso questo allenamento, questa prova, riusciamo anche a superare quelli che potrebbero essere alcuni risvolti giuridici, se mi pare di aver compreso. Purtroppo devo salutare e chiedo appunto di ringraziare Marco Rossidoria che per un motivo, un imprevisto, deve lasciarci anzitempo. Lo ringrazio davvero per il suo intervento, appunto Marco Rossidoria, ricordiamo ancora il vicepresidente dell'associazione con i bambini, il suo intervento è stato molto interessante, ci dispiace che vada via prima della conclusione del webinar, ma magari ci saranno altre occasioni di incontro e dibattito rispetto a queste tematiche e all'alleanza, diciamo così, scuola-città. Se vuole salutarci con 2 parole noi ne saremo contenti e grazie ancora. Vi ringrazio, spero che vi sia un'altra occasione. Purtroppo mi chiamano dall'ufficio per cose che devo fare domani, quindi è inevitabile, però vi ringrazio davvero. Mi pare che vi state muovendo in una direzione molto interessante e ci sono, volevo aggiungere solo questo, forme di coordinamento nazionale rispetto alle quali le vostre esperienze possono dare molto e possono anche ricevere molto. Grazie. Grazie ancora, saluti a Marco Rossidoria.